pomeriggio, un'altra puntata di preview, come sempre le nostre attenzioni rivolte al Catania che si avvia alla partita con il Monopoli che si giocherà domenica sera. Oggi ha parlato Toscano, c'è di mezzo il mercato, insomma di carne al fuoco ce n'è tanta, ne discuteremo oggi, parleremo ovviamente anche delle difficoltà, delle tante difficoltà in casa Trapani. Lo faremo con i nostri corrispondenti e con i miei ospiti in studio, a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo. Marco, buonasera e buon pomeriggio a tutti. E poi Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti quanti. Si ricostituisce la squadra, quella classica di preview, e non può mancare, ci sono solo due con la cravatta oggi, uno sono io e poi c'è qualcuno che ha un po' più di figura rispetto a me. Ciao Anna. Ciao Marco, oggi noi siamo abbinatissimi e mi ha promesso Ermanno che settimana prossima anche lui metterà il cravattino. Quindi... no, guarda, non vediamo l'ora, è una cosa di cui non si potrà fare a meno. Anna, ricordaci invece tutti i nostri... Io aspetto i vostri messaggi al 342 77 12 855. Io ritorno fra pochissimo da te, Anna, perché diamo come sempre tutto il quadro di quella che è la prossima giornata di campionato e anche della classifica con le penalizzazioni, soprattutto relative al Trapani. Inizia questa sera la 22esima giornata di campionato alle 20:30 con Cavesi Altamura. Domani alle 14:30 Benevento Casarano. Domenica 18 gennaio alle 12:30 Atalanta Under 23 Salernitana. Alle 14:30 Potenza Casertana, Siracusa Cerignola e Trapani Sorrento. Alle 17:30 Picerno Latina e alle 20:30 Foggia Giuliano e Monopoli Catania. Si chiude la 22esima giornata di campionato lunedì 19 gennaio alle 20:30 con Cosenza Crotone. Passiamo alla classifica. In testa con 45 punti Catania e Benevento. Casertana Salernitana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone, Cerignola, Casarano 28, Potenza 26, Atalanta Under 23 25, Sorrento 24, Altamura 23, Latina 22, Siracusa Cavese 21, Trapani Foggia 19, Picerno 18 e chiude la classifica il Giuliano con 16 punti. Questa è la classifica, dunque grazie Anna, con il Trapani là sotto, lo sappiamo, per i 15 punti di penalizzazione. Invece con Carlo voglio guardare la parte alta della classifica, perché ci sono tante sfide interessanti in questa giornata, almeno sulla carta, soprattutto per la zona alta della graduatoria. Non scontri diretti, ma delle partite che possono essere importanti per magari ridisegnare questa classifica. Sì, a partire da Monopoli Catania, no? Esatto. Dove il Catania affronta un avversario che è reduce da dei campionati importanti, 2 anni sotto la stessa guida, con uno staff tecnico di livello. Ricordiamo Massimo D'Urso, che è il loro match analyst, che è il loro allenatore in seconda, match analyst l'anno scorso a Catania, conosce bene l'ambiente rossazzurro e quindi una partita sicuramente complicata per i rossazzurri. 3 vittorie consecutive. 3 vittorie consecutive, una squadra solida con un sistema di gioco e un'identità ben collaudata che darà sicuramente filo da torcere al Catania. In questa partita, lo ricordiamo, ci saranno i tifosi del Catania. Ieri è stata aperta la vendita dei biglietti, è la prima volta che succede dopo 3 mesi che i tifosi del Catania possono andare a vedere la partita della loro squadra. Posso dire finalmente? Finalmente. Ormai siamo abituati a vederti urlare finalmente. Quindi finalmente i tifosi rossazzurri possono andare a seguire. Toscano oggi, fra poco lo possono andare a seguire i loro beniamini. Credo che sia importante questa presenza, sarà massiccia, ritengo. Sì, 500 biglietti, pensa Carlo, polverizzati nel giro di 3 ore. Che meraviglia. 500 tifosi del Catania al Veneziani per assistere alla partita. Partita a cui non parteciperà, lo sappiamo ormai, Matteo Di Gennaro, giocatore importantissimo del Catania. E allora andiamo da Anna perché lancia lei un contributo. Anna. Di Gennaro, colonna della difesa del Catania, ha lanciato questo messaggio sui canali social del Catania dopo l'infortunio. Dovrò fermarmi un po', dovrò prendermi del tempo, ma sono già pronto e mentalizzato a ripartire subito, a mettere a posto questo piccolo incidente di percorso. La cosa più importante è che mi opererò, ma tornerò subito qui giù a Catania per stare vicino alla squadra, per stare con loro, per rimanere uniti tutti insieme per raggiungere quell'obiettivo che ci siamo preposti a inizio anno e vogliamo raggiungere con tutti voi, con la piazza, con i tifosi, con la società
che è quello che tutti noi ci meritiamo e vogliamo raggiungere tutti insieme. Un abbraccio, forza Catania! Queste le parole di Gennaro, sono parole importanti, sono parole da capitano, sono parole da colonna della squadra. Carlo, una colonna che non ci sarà e che però ha fatto subito sentire la sua voce. Sono parole da uomo forte, mi sento di dire, da vero leader della difesa, non si commisera, non si piange addosso, dice che tornerà più forte di prima e credo sia proprio importante fargli i complimenti perché nonostante si sia fatto male durante la gara, perché ha avuto una lesione del crociato durante la gara, è rimasto in campo stoicamente. 75 minuti, perché era il quarto d'ora. E con grande determinazione ha segnato il gol decisivo. Qualche volta lo abbiamo ripreso di Gennaro, ma perché lo stimiamo molto e come calciatore è veramente importante, è stata una colonna in questi 2 anni, qualche volta ha fatto qualche errore di superficialità, quest'anno è stato veramente esemplare, ha fatto un girone d'andata strepitoso e questo gol in condizioni con un legamento rotto vanno veramente, mi sento di fargli veramente i complimenti, un sincero augurio. Questa è la foto di un momento della partita con la Cavese. Un sincero augurio di pronta guarigione, sono sicuro perché un giocatore di grande carattere che ritornerà presto a indossare questa maglia. Di Gennaro ha parlato, lo dicevamo, l'allenatore del Catania Toscano che ha parlato oggi in conferenza stampa perché la squadra poi domani partirà per la Puglia dove avrà la seduta di rifinitura e dove poi giocherà domenica sera. Ha parlato di un campionato che entra nel vivo proprio di Gennaro e di questo grande ritorno del pubblico catanese in trasferta. Sentiamo. Aver fatto questa partita di maturità, di averla vinta nei minuti finali, aver sfruttato in pieno tutte le armi che aveva a disposizione, questo è un segnale importante e deve essere quello che ci deve accompagnare da qui alla fine del campionato, perché secondo me in questo momento il campionato sta entrando nel vivo. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Matteo di una pronta guarigione, di un veloce ritorno, non sarà breve, però ci dispiace tanto per quello che stava dando alla squadra non solo in campo ma anche fuori e quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo. Cosa mi aspetto dal mercato? Innanzitutto qualcosa è arrivato, che è il pubblico fuori casa, che è un grande acquisto e lo aspettavo da tanto tempo. Queste le parole di Toscano per tentare di deviare una domanda sul mercato. Ha risposto con il pubblico, però non è una considerazione difficile da comprendere, Ermanno, perché in effetti io che di partite fuori casa ne ho viste un po', con 500 tifosi il Catania, non dico che è come se giocasse in casa, ma quasi. Soprattutto a Monopoli, che comunque è uno stadio non tanto grande, dove i tifosi in media, nel caso delle grandi partite come sarà quella di domenica sera, dovrebbero raggiungere i 3.000 spettatori. 500 tifosi sono una bella fetta di torta di spettatori, quindi sicuramente qualcosa di importante. E anzi a Monopoli qualcuno va, perché ci sono stadi in cui praticamente con 500 spettatori sei quasi la metà dei presenti. Sì, beh, mi viene da pensare Cosenza, no? Dove abbiamo visto uno stadio così grande, dove vedo costantemente lo stadio così grande, sempre vuoto, Foggia su tutti, ma è importante soprattutto per il tifoso catanese, no? Essere presente, poter dare poter seguire la squadra, poter dare quell'aiuto ai giocatori quando serve, anche nei momenti un pochettino più difficili, che è stato quello che è servito anche domenica, che hanno fatto anche domenica contro la Cavese, perché il Catania si è trovato in un momento un po' di difficoltà dove non riusciva a sbloccarla e tutti insieme, partendo dai tifosi, i giocatori, lo staff, hanno lavorato e spinto affinché quel risultato poi arrivasse. Mi dai un lancio perché importante per cambiare quella partita è stato senz'altro Bruzzaniti, nuovo acquisto del Catania con i 2 assist. E allora noi torniamo da Giulia che ci presenta la lente di ingrandimento dedicata proprio a Bruzzaniti.
Ed Anna, scusate. Infatti, il Catania ha acceso il mercato con un colpo che profuma di presente e futuro, Giovanni Bruzzaniti, un giocatore capace di cambiare il volto di una partita con una sola giocata. Non è un esterno che aspetta il pallone, ma lo va a prendere, lo porta dove fa male e lo usa per creare superiorità e spazi per i compagni. Sa partire largo e stringere dentro, attaccare alla profondità o inventare l'ultimo passaggio. È quel tipo di giocatore che costringe le difese a scegliere e spesso a sbagliare. L'impatto in rosso-azzurro lo ha già raccontato meglio di qualsiasi altra parola. Pochi minuti in campo, 2 assist e una sensazione chiara a tutti, tifosi compresi, che siamo in presenza di un giocatore decisivo. In un campionato dove gli equilibri dipendono dai dettagli, avere chi sa determinarli fa la differenza. E Catania oggi, dopo l'infortunio di Cicerelli, sembra aver trovato l'uomo giusto per farlo. Brava Anna, scusa il misunderstanding di prima, ma io voglio tornare dal nostro Carlo proprio per analizzare il ruolo di Bruzzaniti, perché abbiamo parlato di Cicerelli, no? Anche in questa scheda, qui ci sono le immagini proprio della prima trasferta di Bruzzaniti, poi non giocherà a Foggia, esordisce invece con la Cavese e troviamo un giocatore che è simile o un po' diverso? No, rispetto... molto simile, abbiamo visto, mi è sembrato di rivedere Cicerelli, chiaramente più giovane, quindi più esplosivo, magari non ha la personalità di Cicerelli, ma ha dimostrato nella mezz'ora in cui è entrato in campo di volersi prendere un attimino in braccio la squadra in un momento delicato, quindi ha mostrato pure di avere buona personalità. I colpi sono i colpi del giocatore di grande fantasia diestro, è un 2000 e quindi ha la freschezza atletica che è importante in questo tipo di campionato per dare qualcosina in più alla squadra. Credo che come caratteristiche tecnico-tattiche sia molto simile a Cicerelli. Andiamo a sentire ancora Toscano perché chiaramente si parla molto della differenza di rendimento fra quello che succede in casa per quanto riguarda il Catania con la Cavese è arrivata un'altra vittoria diversa rispetto alle altre colta proprio nei minuti finali, però un'altra vittoria al Massimino. Invece in trasferta la marcia non è così spedita, ma Toscano risponde in questo modo, sentiamo. Un'altra cosa che abbiamo parlato con i ragazzi che dà fastidio è il fatto che si possa pensare che questa squadra sia una squadra diversa in casa e fuori casa, che non è vero. È una percezione solo ai fini dei risultati, perché le prestazioni, poi a volte ti va bene che riesci a sbloccarla e metti la partita dove la vuoi mettere, a volte non ti va bene, ma devi essere bravo magari a trovare quella situazione giusta, quello guizzo giusto di poter portare a casa le partite. Non c'è una squadra in trasferta e fuori, ve lo garantisco. Non c'è una squadra in trasferta che può dominare il campo. È vero quello che dice Toscano? È condivisibile quello che dice Toscano, secondo te? È chiaro che nelle analisi che fa insieme al gruppo deve valutare, deve trovare i motivi per i quali magari non ci sono stati i risultati, che alla fine sono quelli che più contano, no? Nelle prestazioni, in alcune partite, il Catania in trasferta ha fatto bene, mi ricordo Caserta per esempio, dove secondo me doveva uscire con i 3 punti e lì era un test veramente probante. Nella prima mezz'ora contro il Foggia sicuramente ha fatto una partita da capolista, in altre partite in effetti è mancato un po'. A Picerno, ad esempio, è stata una partita in cui il Catania ha fatto bene. Sì, esatto. A Cerignola, per esempio, è stata una partita in cui il Catania non ha fatto benissimo, a Trapani ha fatto bene. Quindi diciamo che un po' un divago. La maggior parte delle gare, ritengo, dal punto di vista della prestazione, c'è stata. Poi magari il risultato dipende da 1000 fattori e non è arrivato, perché a Caserta, se non ci fosse stato l'errore arbitrale sul gol, sul rigore che si poteva dare tranquillamente all'attaccante del Catania, non mi ricordo negli ultimi minuti c'è stato il fallo di rigore su Rolfini, ecco, non mi veniva. Il Catania poi ha preso gol per un rigore che probabilmente è stato mezzo e mezzo, quell'errore di ausilio, ma lì avrebbe meritato la vittoria, quindi in parte ritengo che abbia ragione mister Toscano a difendere i suoi.
chiaro che ci si fa condizionare dai dal risultato, che è la cosa anche più perché la importante. differenza è netta, bisogna anche capire che in casa il Catania è vero, perché uno dice ma il Catania vuole vincere il campionato, in casa deve vincere, ma non è detto e non è scritto che sia sempre così. Il Catania fino ad ora ha fatto praticamente quasi un play-in in casa, tranne per un pareggio. Nelle immagini stiamo vedendo appunto quello che era un pareggio fino a pressappoco a questi minuti con la Cavese, che poi si è trasformato in una vittoria per i rossazzurri, cioè la partita contro la Cavese. Allora io vorrei ritornare dalla nostra Anna perché voglio sentire i messaggi dei nostri telespettatori da casa. Allora Anna, a te. Ho un paio di messaggi sul mercato. Ci chiedono se il Catania prenderà un altro difensore oltre Miceli. E ancora, ciao a tutti, per Marco, qual è la situazione di Miceli e Jimenez? Ma Ponzi non doveva essere l'acquisto di fine mercato? E ancora, buon pomeriggio a tutti in studio. Che mi dite di Fabio Ponzi? Ok, va bene, fra un po' rispondiamo. Fra un po' rispondiamo a queste domande e vi diamo tutto quello che sappiamo insomma, in questo momento, ma io prima voglio andare dal nostro Ermanno, perché incominciamo ad introdurre un po' la partita che dovremo vedere domenica al Veneziani. Partendo dal Monopoli, ci sono due caratteristiche simili che vogliamo vedere delle due squadre, come al solito indicando le differenze. Stiamo parlando in questo caso dello sviluppo verticale, no, della manovra, partendo proprio dal Monopoli. Sì, diciamo che gli uomini di Colombo hanno come caratteristica uno sviluppo sempre molto verticale ma anche molto variabile. Qui vediamo una soluzione che vedremo anche successivamente col Catania su una palla avanti della mezzala per Fall, che è l'attaccante che si abbassa e fa lo scarico, quindi palla avanti, palla dietro e palla dentro, quindi dentro, ovvero nella profondità, superando la seconda linea di pressione e mettendo la palla oltre l'ultimo difensore per l'altro attaccante che è Tirelli. Ricordiamo che loro giocano con un 3-5-2 sì, dove spesso un attaccante viene incontro e l'altro si butta nello spazio, e qui è bravo poi Tirelli diciamo, a condurre, non bravissimo ad andare in conclusione. Qua vediamo invece una situazione su transizione, recupero palla, Greco molto veloce a giocare sul Longo che si trova in uno spazio intermezzo nell'half space, quindi tra le due linee di pressione avversario, e poi vediamo sempre Tirelli muoversi tanto alle spalle della linea perché è un attaccante molto dinamico, giocatore che sa attaccare bene lo spazio, e vanno velocemente alla conclusione. Qui invece un'altra soluzione diversa rispetto alle altre, dove vediamo i difensori centrali sviluppare direttamente dal centrale alla punta con un attacco della profondità. Qui invece è Longo, il paternese, in maglia bianco-verde a ricevere il pallone, vede Imputato che rientra dentro, gioca veloce, però vedi come attaccano velocemente l'area, sì, o con una giocata diretta oppure con uno o due passaggi per poi andare direttamente in avanti. Qui invece c'era il buon Miceli che cerca questo lancio per la profondità, e in questo caso invece quello cercato è Tirelli, che è molto bravo a prendere posizione, non bravissimo invece nella conclusione, anche se la situazione è simile a quella che abbiamo visto prima. Quindi questo è un pochettino quello che ci si può aspettare del Monopoli, no? Una squadra che è brava sia in riconquista sia quando sviluppa diciamo, il possesso, a giocare velocemente in verticale e trovare la verticalità e la profondità in maniera differente, o con un passaggio diretto oppure con uno sviluppo dettato da più combinazioni, ma sempre molto veloci. Da Lanci, per cui è questo che ci aspettiamo? Tu pensi, Carlo, da loro? Sì, ti ripeto che Massimo D'Urso studia bene le avversarie, lo conosci bene tu. Lo conosco molto bene, studia molto bene le avversarie, figurati se non sta studiando il Catania, e conosce i modi per poter mettere in difficoltà la difesa rossazzurra. I due attaccanti sono sicuramente due attaccanti che possono insidiare i nostri difensori, i difensori del Catania, perché sono forti nell'attaccare la profondità, sono rapidi, veloci, e quindi bisogna tenere le antenne molto dritte. Ma i difensori del Catania, credo che sarà sostituito di Gennaro probabilmente da Allegretto, sì, con ai lati ritengo Pieraccini e Celli. Questo ve lo diciamo fra un'oretta ve lo diciamo. In velocità i difensori del Catania terranno sicuramente botta, e bisognerà preparare una partita per non dare molto campo, perché sia Tirelli che Fall in velocità sono giocatori che da temere, veloci, attaccano bene la profondità e sono, ripeto, a campo aperto possono risultare devastanti. Ermanno, sviluppo verticale abbiamo detto,
Monopoli. Vediamo Sponda Catania. Sì, ce l'ha fatto vedere anche il Catania, ma già il Catania lo conosciamo abbastanza bene, sviluppa anche questo in maniera molto veloce. Qua vediamo un appoggio in verticale verso Forte che si abbassa per lo scarico, qui la palla in bucare da parte di Quaini, ricorda un pochettino quello che abbiamo visto prima col Monopoli, quel passaggio avanti e passaggio dietro e poi palla nello spazio, e lo spazio qui non viene attaccato dall'altro attaccante, visto che l'attaccante in questo caso è uno solo, ma attacca il trequartista, e qua Jimenez al quinto minuto diciamo, ha un'occasione abbastanza ghiotta. Qua vediamo invece una situazione simile alle ultime due clip del Monopoli, dove è un difensore del Catania a sviluppare velocemente in verticale, qui è un po' fortunato Lunetta a ricevere il pallone, però è molto bravo nel giocarsi e vincere l'uno contro uno, addirittura anche con un bel gesto tecnico salta l'avversario con un tunnel, poi poteva trovare meglio la porta, però è molto bravo Aua a chiudergli a chiudere la corsa. Però il Catania, come il Monopoli, può utilizzare questa velocità nello sviluppo per mettere in difficoltà, secondo me, molto la difesa del Monopoli, che presenterà il nuovo acquisto Manzi, che però è un giocatore sicuramente un buon giocatore, però è un giocatore che secondo me sulla fisicità e soprattutto sulla velocità di Bruzzaniti, di Lunetta, mi viene da pensare anche di D'Ausilio a gare in corso, potrebbe in qualche modo pagare, perché è un giocatore che è vero viene dalla cadetteria, ma in cadetteria quest'anno ha giocato solo 177 minuti, non gioca dal 25 settembre, quindi è un giocatore che il campo non lo calpesta da un po', quindi potrebbe faticare con degli attaccanti o dei trequartisti come quelli etnei. Noi vi dovevamo qualche informazione legata al mercato, anche perché ci avete chiesto. E allora partiamo da Ponzi, perché è il nome del giorno. Secondo quanto ci risulta, la trattativa è chiusa. Il Catania ha definito la trattativa con il Modena per acquisire il giocatore, 2 anni e mezzo di contratto per questo ragazzo classe 2001. Ne avevamo parlato 2 settimane fa nel corso di preview, avevamo detto che era un giocatore che poteva rappresentare un identikit valido per proprio questo ruolo di esterno. L'operazione è resa possibile anche alla partenza di Stoppa, ricordiamoci il discorso della lista. Chi è Ponzi? È un ragazzo appunto del 2001, scuola fiorentina. Ha giocato per tanti anni nel Modena, protagonista nelle prime stagioni, un po' meno nelle ultime 2, anche per qualche problema fisico, ma il giocatore si è ripreso, è stato in panchina nelle ultime partite ed è, secondo quanto ci risulta, sempre già in città. Ovviamente dobbiamo capire se è nelle condizioni di essere già convocabile per la partita con il Monopoli. Andiamo poi su Miceli, anche in questo caso ne parliamo di lui, ne parliamo ormai da tempo. Di Ponzi ne abbiamo parlato il 2 di gennaio, di Miceli ne abbiamo parlato in tutte le salse dall'inizio dell'anno. Sarà lunedì probabilmente la giornata, perché Miceli, lo sapete, non ha voluto giocare la partita scorsa con il Siracusa del Monopoli. Da lì chiaramente si è un po' deciso in casa del Monopoli, qualche scaramuccia è normale che ci sia, e allora andrai a Catania, ma ci andrai fra qualche giorno, e sembra che la situazione vada verso il delinearsi definitivamente nella prossima settimana, ma la trattativa col giocatore è già chiusa. Altro difensore, dipende, ci facevate mi pare anche questa domanda, dipende anche da che cosa farà Allegretto nella partita di domani. Perché chiaramente con l'arrivo di Miceli sarà Miceli il sostituto di Gennaro, e Allegretto dovrebbe essere il sostituto di Miceli. Potrebbe essere il sostituto di Miceli, perché sennò lì in mezzo diventa un po' più problematico. Allora la situazione è capire anche un po' come Allegretto si comporterà da centrale nella partita con il Monopoli di domenica, anche se il Catania cerca sicuramente un altro profilo lì in difesa. Ci chiedevate, mi pare, se non mi ricordo male, di Jimenez, sì. Anche in questo caso sempre più vicini all'accordo, anche perché vi dico, almeno per quello che sappiamo noi, che il Catania è stato il Catania a fare tanti passi nei confronti di Jimenez e nei confronti soprattutto della gente di Jimenez, per arrivare alla soluzione definitiva. E una volta che tu di passi ne fai tanti, poi è difficile fermarsi quando stai arrivando all'ultimo momento. Ecco perché la trattativa dovrebbe anche in questo caso portare a una soluzione definitiva per il prolungamento di contratto di Jimenez. Mi sembra che abbiamo risposto, almeno provato a rispondere a tutte le domande che ci facevate. Noi ci fermiamo e ci ritroviamo fra pochissimo con la seconda parte di preview. Torneremo a parlare della partita con il Monopoli. A fra poco.
Di nuovo in studio per la seconda parte di preview. E allora io ritorno da Ermanno perché andiamo a vedere ancora la fase di possesso del Monopoli, partendo dalla ricerca del quinto anche e del cross, perché spesso e volentieri sono la stessa cosa, no? Perché magari da quinto a quinto ormai siamo abituati a vedere, e con una figura importante come quella di Imputato, ad esempio, che anche a piede invertito riesce magari a fare tanto lì in quella zona. Sì, diciamo, Marco, che Imputato così come Valenti ormai sono delle costanti fisse del Monopoli, sono i due quinti, però Valenti è un destro e gioca a destra, è anche ex Licata, lo ricordiamo. Imputato è un destro e gioca a sinistra. E gioca a sinistra. Qui vediamo proprio Miceli che ricerca col lancio, con un'apertura totale, ricerca proprio Valenti che controlla benissimo il pallone e ricerca l'aria, ricerca bene Longo, che come vedi è un giocatore di grandissima esperienza, uno che si sa cercare tanto il fallo. Mi ricorda anche un'altra situazione proprio contro il Casarano, in casa del Casarano, dove ha preso un rigore molto simile. Qui vediamo invece la differenza invece tra i due quinti. Qua invece ricercato Imputato, in area di rigore ci sono addirittura tutti e tre gli attaccanti del Monopoli. Qua Imputato che rientra sul suo piede forte, prepara la giocata, Longo e Fall attaccano il primo palo e la zona centrale, mentre Tirelli è bravissimo ad attaccare questa palla aerea, anche se è il più basso dei tre, però riesce benissimo ad andare a rete. Però Marco, mi ricollego un pochettino a quello che dice il mister. Il Monopoli è una squadra molto camaleontica che cambia il suo sviluppo offensivo, così come il suo sviluppo difensivo, a seconda della squadra contro cui deve giocare. Per esempio qui col Potenza ha ricercato tanto i quinti perché voleva ricercare tanto quelli che erano delle giocate in ampiezza, visto che il Potenza chiudeva molto il centro, mentre nelle situazioni per esempio contro il Cosenza, dove il Cosenza difende con delle linee, quindi difende a zona, ricercava tanto la ricerca della zona di intermezza, quindi dell'uomo che si doveva smarcare, o della punta che si abbassava, o della mezzala che si buttava dentro in quello spazio, e ricercare quella giocata lì. Quindi il Monopoli lo stiamo presentando in tante sfaccettature perché non sappiamo davvero come andrà ad offendere il Catania. Sicuramente faranno uno sviluppo offensivo che cercherà di mettere in difficoltà quelli che sono i punti deboli del Catania, quindi vedremo un pochettino. Sicuramente, secondo me, quello che risalta subito all'occhio è una superiorità numerica in mezzo al campo, perché loro, giocando con i tre centrocampisti rispetto ai due del Catania, potrebbero utilizzare molto quella superiorità centrale per dare fastidio. Però vediamo anche un pochettino il Catania, perché il mister benissimo in telecronaca molte volte ci ha fatto notare, no, come Pieraccini spesso si stacca dalla linea e va a prendere la mezzala opposta in pressione. Quindi è una partita che secondo me dal punto di vista tattico può lascia tanti dubbi, ma questi problematiche ce le risolverà solamente il campo, e sono molto curioso di vedere un pochettino come le due squadre interagiranno. Andiamo a vedere le statistiche a confronto della partita del Veneziani, per vedere le differenze che ci sono fra Monopoli e Catania nelle nostre caratteristiche visuali, cioè a partire dai punti della posizione in classifica. Ovviamente il Catania è primo in coabitazione con il Benevento. La differenza reti è un valore che chiaramente resta molto diverso, con il più 25 del Catania, frutto soprattutto dei pochissimi 10 gol subiti, tutti in trasferta, fra parentesi, come sapete, e i 24 gol subiti invece contro i soli 25 gol fatti del Monopoli. Il resto è un valore della rosa che ovviamente è superiore, almeno quasi del doppio, quello del Catania, e degli obiettivi stagionali che parlano di due obiettivi diversi: i playoff per il Monopoli e la promozione per il Catania. Io fra poco andrò a collegarmi con il collega giornalista che ci darà qualche informazione, qualche notizia sul Monopoli, sulla settimana soprattutto del Monopoli, ma prima voglio andare a sentirmi ancora Toscano, perché Toscano parla di due giocatori del Catania, Cicerelli e Quaini, per due motivi ovviamente diversi, li sapete tutti. Cicerelli che sta provando ad accorciare i tempi per ritornare a disposizione e godersi il finale di campionato, e Quaini che invece ha prolungato il contratto, anche questo ve l'avevamo detto circa 2 settimane fa, che era un anno in più per Quaini. Andiamo a sentire Toscano. Per quanto riguarda Cicerelli,
lo aspettiamo tutti, sappiamo che ha avuto un infortunio importante, sarà importante quando verrà qui e inizierà a vedere il campo, a fare dei lavori, a sollecitare quella caviglia che purtroppo lo ha messo out. È un percorso lungo, i tempi di recupero oggi è difficile calcolarli, però sappiamo che è sempre vicino a noi, è sempre presente, non vediamo l'ora che venga qua a continuare la sua riabilitazione. L'altra domanda qual era? Ale è un ragazzo che si fa voler bene da tutti, un ragazzo straordinario. Questo rinnovo del contratto è la certificazione del lavoro e della crescita che ha avuto in questi 2 anni. Ho avuto la fortuna di essere presente in questo suo percorso. Io ho fatto i complimenti ieri perché se l'è meritato. Le figure dunque di 2 giocatori del Catania molto importanti, Cicerelli che vuole tornare presto e Quaini che ha prolungato il contratto. Dicevo, vado subito dal collega Domenico Di Carlo di Canale 7. Domenico, buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio a voi. Allora, dacci un po' la settimana, noi di solito chiediamo questo, no? Ai nostri colleghi, anche perché queste sono settimane particolari, fra mercato e situazioni di campo. Raccontaci un po' la settimana del Monopoli, anche se ancora mancano 2 giorni alla partita con il Catania. Sì, comunque è stata settimana lunga, no? Visto quello che capita, che ogni tanto si gioca lunedì, venerdì, per cui questa invece è settimana classica, domenica. Sono una settimana abbastanza tranquilla dal punto di vista degli allenamenti. C'è solo un piccolo problema che riguarda Bagatti, centrocampista che peraltro non è neanche titolare, il primo acquisto tra l'altro della nuova del nuovo Monopoli, diciamo, versione Winter 2026, no? Primo acquisto del mercato invernale. Ha avuto un problema alla spalla per uno scontro con Manzi, che a sua volta è il secondo acquisto di questa campagna acquisti invernale. Non dovrebbe esserci Bagatti nella partita contro il Catania, ma ad ogni modo comunque se dovesse esserci ovviamente partirà dalla panchina. Per il resto si è inserito ecco, è stata la settimana dell'inserimento per Claudio Manzi, il nuovo difensore proveniente dall'Avellino in prestito, e da quello insomma che filtra dovrebbe addirittura partire titolare in una difesa a 3 composta da Manzi, appunto Piccinini e Ronco. Per il resto settimana, come dicevo, abbastanza tranquilla, con e soprattutto un ambiente diciamo carico dopo le 3 vittorie consecutive. Si era chiuso il 2025 con la vittoria contro il Potenza, si è ripartiti con la vittoria di Cosenza e poi quella contro il Siracusa di domenica scorsa. 3 vittorie consecutive che naturalmente inevitabilmente hanno creato un po' di entusiasmo diciamo da queste parti. Mercato, ci dicevi appunto di Manzi con ogni probabilità titolare contro il Catania. Ovviamente non ci sarà Miceli, che già non ha partecipato alla partita precedente, che è atteso proprio qui in terra etnea. Sì, per quanto riguarda il mercato oggi è stato chiuso anche Bove, non c'è ancora l'ufficialità ma insomma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma la trattativa è chiusa. Difensore centrale anche lui, proveniente dalla Vis Pesaro, classe 1998, ma insomma se dovesse arrivare nelle prossime ore ovviamente nella migliore delle ipotesi andrà in panchina e sarà lui il sostituto di Miceli. Sì, la questione Miceli, se me la fate affrontare in 20 secondi, perché quelli bastano, è una questione abbastanza antipatica per quello che è accaduto domenica, perché Miceli, io mi metto nei panni del ragazzo, aveva tutti i motivi per chiedere di non giocare la partita, visto che la cessione al Catania noi qui a Monopoli sappiamo che era già stata fatta addirittura prima di Natale, per cui insomma ho letto qualche vostro collega, non voi, ma qualche vostro collega di altre emittenti che è esclusiva, no? Perché bisogna per forza usare la parola esclusiva. Non c'è niente di esclusiva, cioè Miceli aveva l'accordo col Catania. Esclusiva, nel 2025, Domenico, esclusiva è una parola abusata nel nostro mestiere, secondo me, ormai anche un po' antica, diciamo, fra virgolette. Ah, bravo, esatto, arcaica e inutile molto spesso, perché esclusiva significa
al massimo un'anteprima, se proprio sei arrivato prima, perché esclusiva che poi non la posso dare neanch'io la notizia, no? Cioè, esclusiva un'intervista a pagamento, ecco, per intenderci. Però vabbè, a prescindere da questo, Miceli aveva tutti i crismi, diciamo, per poter chiedere di non giocare domenica. Il problema è che lui lo dice a 2 ore dalla partita, avendo svolto la rifinitura il sabato con la squadra, dopo che allenatore e direttore sportivo gli chiedono te la senti di giocare e lui dice di sì, e poi è chiaro che lo fai la domenica alle 11:30, la società, presidente, direttore sportivo un attimo si infervorano per questa cosa, no? Perché tu mi lasci senza difesa a 2 ore dalla partita. Vi aggiungo un altro piccolo particolare che forse quelli che scrivevano in esclusiva non se ne sono accorti. La questione era facilmente risolvibile, vi dico come. Allora, Miceli è diffidato. No? Noi giornalisti, noi qui a Monopoli, diciamo tra noi colleghi. Stava un giallo, va. No, ti dico di più, noi abbiamo cercato delle agenzie di scommesse dove si potesse giocare il giallo e non l'abbiamo trovata, altrimenti avremmo buttato la 100 euro ognuno di noi per poter... E quindi sostanzialmente la questione la risolvevi così, cioè giocavi normalmente la partita, capitava il cartellino giallo, avevi 2 settimane, saltavi la partita poi Monopoli-Catania, ma comunque potevi più andare a Catania e avevi tutto il tempo di ambientarti da quelle parti, insomma. Ecco, è stata una questione secondo me gestita un po' male, a ridosso della partita col Siracusa. Grazie Domenico, anche perché un po' hai confermato quello che abbiamo raccontato poco fa di ciò che è successo domenica scorsa, prima della partita del Monopoli. Una esclusiva. Se mi fai dire una cosa, io Arrivo allo stadio e trovo praticamente all'ingresso della tribuna centrale proprio il presidente Rossiello che mi guarda e mi dice: ma tu sai che è successo con Miceli? Ho detto sì, ho avuto adesso la formazione. Ho detto siediti mi chiama da parte, mi racconta in 5 minuti, era infervorato perché era appena accaduto, insomma. Capisco, insomma, poi parliamo di società che economicamente non fanno mancare nulla, cioè il Monopoli non è altre squadre, e ci siamo capiti, no, che fanno, diciamo, balbettano nei pagamenti, per cui è chiaro che se io sono serio e sono rispettoso pretendo che gli altri lo siano allo stesso modo. E non è riferito al Catania, ovviamente. No, è ovvio, l'abbiamo capito perfettamente. Grazie Domenico Di Carlo, alla prossima, grazie per tutte le tue indicazioni e anche per questa bella discussione che abbiamo fatto anche sui criteri giornalistici e non solo legati alla vicenda Miceli. Grazie Domenico. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buona serata. E allora io ritorno dal nostro Ermanno perché andiamo a vedere la ricerca dei cross per quanto riguarda il Catania, perché poi la leghiamo invece alle marcature sui cross per quanto riguarda invece il Monopoli. Sì, diciamo che il Catania in realtà con la Cavese non aveva impostato un gioco che partiva tanto in ampiezza con la ricerca del cross, ma ovviamente nel finale di gara su partita bloccata è stato un po' costretto a ricercare anche quel tipo di soluzione. Qua vediamo proprio Pieraccini che gioca questa palla dentro, palla che comunque rimane lì. Sulla seconda palla arriva Casasola che già si trovava in posizione come se fosse un 3/4. Qui diciamo che non è proprio perfetto nella conclusione, bravo anche Boffelli nella parata. Poi l'azione successiva invece è quella che ha portato al grande gol di Caturano. Qua vediamo Bruzzaniti che si gioca un 1 contro 1 con un doppio passo che gli libera spazio e tempo, andando addirittura sul suo piede non forte che è il sinistro, mette il cross molto pulito per Caturano che prende benissimo la posizione, il tempo e soprattutto esegue un gesto tecnico da Salvatore Caturano finalmente. Grande gol, Sì, vedevo. È stato lì che hai fatto la marcatura di Loreto, vedevo. Sì, è stato quello. Sono lasciato andare. Beh, giusto, dai, ci sta. Indossare quella maglia dai 10 anni fino a 20 anni, quindi dai pulcini alla prima squadra, ti lascia in determinati momenti certe situazioni che non riesci a controllare, quindi ci sta. Bello, no? È normale che sia così. Grande gesto tecnico di Caturano e sono i suoi gol. Grande azione anche sulla Quando sinistra. lo abbiamo definito artista del gol ci riferivamo a questi gesti che non sono comuni a tutti gli attaccanti. Andiamo a vedere invece il Monopoli, Ermanno, come si difende sui cross. Allora, il Monopoli, che secondo me è una squadra che difensivamente, tralasciando i 24 gol subiti, è una squadra che si vede che ha molti principi e principi abbastanza fondati.
Qui vediamo proprio la difesa che si muove in linea, ma anche il riferimento dell'avversario, dell'attaccante avversario. Qua vediamo Piccinini che marca benissimo il suo uomo perché si mette in una posizione, diciamo, aperta col corpo, quasi a guardare sia l'avversario che il pallone, e non gli permette di ricevere palla. Qui vediamo invece un'altra situazione invece dove la palla non si trova, si trova dentro i 16 metri e non fuori dai 16 metri. Vediamo proprio il Monopoli strutturarsi con un castello difensivo a protezione della porta, un 3+2, ma sempre con riferimenti molto vicini. Qua ci sono dei rimpalli, ma vedi il Monopoli che sale in linea, che si muove da reparto. Qui il castello muta, diventa un 4+1, ma sono tutti vicini al riferimento. Poi qui sbaglia qualcosina Valente in marcatura, però la cosa che mi premeva far notare era un po' la bravura e l'attenzione da parte dei difensori, che ovviamente stanno ruotando, perché io il Monopoli da 4 anni a questa parte lo ricordo con Viteritti, che anche quella è stata una cessione secondo me lampo stampo al Guidonia Montecelio e che mi ha un po' colpito a inizio settimana. Però la cosa che volevo fare vedere è proprio questa attenzione, no, da parte dei difensori nella marcatura, nello stare in linea, nel cercare l'avversario. Quindi sarà anche dura secondo me per il Catania trovare degli spazi, dei varchi, soprattutto sui cross, per andare a colpire la difesa avversaria. Però vedi, anche qui rivediamo un pochettino la linea, le linee che si muovono, questo castello difensivo a protezione della porta. A seconda di dove è la palla hanno dei modi, delle linee di attesa, delle linee di protezioni differenti, e questa è una cosa che mi piace perché mi fa capire che lavorano tanto. Il mister Colombo è un mister già conoscevo l'anno scorso, ma quest'anno sta lavorando benissimo sotto l'aspetto tattico difensivo. Dicevamo che non è una partita facile, e anche queste analisi che fa Ermanno lo testimoniano. Non si è sesti in classifica per caso, no? Non si è sesti in classifica per caso, e poco fa nell'analisi precedente, quando si pensava che il Catania potesse affrontare questo centrocampo a 3, chiaramente potrebbe salire Pieraccini o Ocelli a turno sulla mezzala avversaria, lasciare il 2 contro 2 lì davanti con Falla e Tirelli insieme e solo ai 2 difensori può essere una scelta anche un tantino pericolosa. Vedremo come l'ha preparata mister Toscano. Io invece voglio tornare dalla nostra Anna per ascoltare altri messaggi dei nostri telespettatori. Anna. Buongiorno allo studio, una domanda per Carlo Breve. Quali sono le differenze fra Bruzzaniti e Cicerelli? Invece a te, Ermanno, chiedono quanto inciderà l'assenza di Di Gennaro. Possibile vedere Caturano dal primo? Domenica sfida da vincere, Tirelli e Fall, ottima coppia. Che ne pensa il mister? Allora, vabbè, di Bruzzaniti e Cicerelli hai già risposto, sì, no? Abbiamo detto... Vuoi aggiungere qualcosa? Che le differenze tecnico-tattiche, perché giocano nella stessa posizione. Forse Bruzzaniti è un po' più attaccante rispetto a Cicerelli. Tirelli Fall, anche in ne questo abbiamo caso parlato tanto. Ben assortita, sì. Già ne avevamo parlato all'andata, quando si parlava che il Monopoli avesse perso qualcosa lì davanti mandando Grandolfi. Abbiamo detto che insomma gli attaccanti che ha in rosa attualmente sono degli attaccanti di grande valore. Torno da te fra poco. Di Gennaro è la domanda per Ermanno, mi sembra, perché qui ormai distribuiamo diciamo che pani e pesci. La differenza tra Di Gennaro e Allegretto, che si vedrà domenica, è una differenza abbastanza grossa, ok? Sia dal punto di vista della marcatura, sia dal punto di vista dell'esperienza. Diciamo che Di Gennaro è un ottimo marcatore, un giocatore che sa giocare anche molto bene con i piedi, e secondo me l'acquisto di Miceli è ancora, permettetemi un pochettino questo errore grammaticale, ancora più mirato, no? Perché Miceli, 34 anni, ha l'esperienza giusta per sostituire appieno quello che è Di Gennaro. L'unica cosa che può mancare, che può essere la differenza tra Di Gennaro e Miceli, è qualche centimetro, ok? Perché Di Gennaro effettivamente è un po' più strutturato rispetto a Miceli, e secondo me questo potrebbe essere una differenza non tanto sulle palle inattive avversarie quanto nelle palle attive, diciamo, del Catania, dove Di Gennaro sia quest'anno che l'anno scorso ci ha dimostrato di essere può essere una spina nel fianco, anche se Miceli già quest'anno aveva, se non sbaglio, è arrivato anche 2 volte a siglare la rete. Se può partire dall'inizio? Sì, questa era la domanda. Potrebbe, sicuramente. Secondo si potrebbe sfruttare il momento. Ecco, l'entusiasmo si è sbloccato domenica, potrebbe arrivare il momento di vederlo di nuovo titolare.
Fra poco toccherà a Franco Cammarasana e Marco Petrolito darci tutte le indicazioni su quello che succede a Trapani, soprattutto con il nostro Franco che vediamo inquadrato. Ciao Franco, buon pomeriggio, fra poco siamo da te, però io prima torno da Ermanno perché andiamo a dare un altro quadro di lettura di quella che è l'interpretazione difensiva del Monopoli, perché certe volte quando salta un po' la pressione degli spazi si creano. Sì, diciamo che un'altra caratteristica del Gabbiano, no? Che il Monopoli sarebbe il Monopoli del Gabbiano. Non avevo capito se era un riferimento socioculturale. Diciamo. Potevo riferirmi al Brighton, non so. Certo. No, a parte gli scherzi, quando diciamo una delle caratteristiche del Monopoli è quella di andare forte in pressione, soprattutto in zona centrale. Qua vediamo l'assetto del Monopoli che cambia in fase di non possesso, addirittura si mette con un 4-4-2 abbassando Valenti nella linea, poi però vedi la grande pressione in zona centrale per limitare quello che è soprattutto il ragionamento, no, degli attaccanti avversari. Poi conosciamo la forza di Mazzocchi, Florenzi o gli attaccanti del Cosenza. Quando salta, quindi in questo caso è saltata quella pressione centrale, ovviamente si creano degli spazi alle spalle e si possono creare indubbiamente dei duelli un po' pericolosi, soprattutto sul lato debole. Situazione che poi è chiara, ancora più chiara in questa situazione, dove c'è una forte pressione centrale da parte di tutti e tre i centrocampisti più l'esterno opposto. Qua anche qui Valenti esce un pochettino in maniera avventata, saltata la pressione centrale si fa fatica, si deve rincorrere all'indietro. Qui sull'appoggio poi per D'Amico, che abbiamo visto già qualche settimana fa, si supera facilmente, si entra facilmente dentro area, poi è brevissimo D'Amico a trovare il gol. Però anche qui questa potrebbe essere una chiave importante del Catania, perché secondo me loro conoscendo il centrocampo del Catania cercheranno di andare molto forte in pressione in zona palla, quindi creeranno alta densità in zona palla. Il Catania deve essere bravo a muoverle, a cercare poi qualche uno contro uno o addirittura qualche filtrante alle spalle dell'ultimo uomo della linea nel lato debole, quindi staremo anche questo un po' a vedere domenica. E vedo che chiaramente anche nelle indicazioni che ci dai tu, Ermanno, il Monopoli è una squadra strutturata che comunque ha dei problemi, come ovvio che sia per una squadra che subisce questo numero di gol, ma è una squadra che comunque riesce a costruire, riesce a difendere anche in un certo modo. Invece i problemi in casa Trapani, mi lego, sono molteplici, non sono di campo, lo sappiamo benissimo Franco Cammarasana. Io ti chiedo subito intanto di darci tutte le ultime, perché la domanda è: il 22 gennaio sarà la giornata decisiva oppure si dovrà attendere per capire quello che poi è il destino appeso un filo di questa società? Ciao Franco. Esatto, e allora il giorno 22 il Tribunale federale si riunirà per esaminare l'ultimo deferimento, quello del 3 di gennaio, relativo alle scadenze di dicembre, quindi il pagamento di emolumenti nei confronterati, versamento di IRPEF, contributi INPS ed altre cose. Chiaramente con 15 punti di penalizzazione, la prima di 8 e la seconda di 7, la prima fra l'altro confermata anche dal ricorso respinto dal Tribunale Civile, dal Consiglio di Stato proprio qualche giorno fa. Ripeto, un'altra penalizzazione pesante comprometterebbe definitivamente il campionato del Trapani. Come evitare un'altra penalizzazione così pesante? Il ricorso al famoso articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, che è la spada di Damocle un pochino di tutte le società professionistiche. Se nel frattempo, entro il 22, la società è in grado di dimostrare di aver assolto un pochino tutte quelle pendenze per cui ha subito questo deferimento, anche se ha pagato in ritardo, anche se tutto non è stato pagato attraverso bonifici a carico del conto del Trapani Calcio, la penalizzazione potrebbe essere lieve, quindi continuare un pochino nella stagione. C'è l'altra scadenza il 16 febbraio, come tutte le società di calcio hanno, almeno quelle professionistiche. A quel punto poi la cosa diventerebbe molto più complicata, a meno che il Trapani non si metta in regola. Quindi attendiamo un pochino tutti.
Franco, ovviamente in questa situazione di... questo è un po' il quadro della situazione che tu ci hai fatto, no? Franco, il quadro chiaro, preciso, però è chiaro che in tutta questa situazione poi c'è una squadra privata di tanti elementi che deve provare ad andare in campo, perché domenica si gioca, e come riuscirà a mettere insieme un 11 Aronica, ce lo spieghi tu. Non è facile, fra l'altro con una situazione di incertezza societaria aperto, alcuni giocatori già sono andati via, anzi più di uno, mi riferisco a Carriero, Negro, Ciotti, Grandolfo, Starmaccioni, altri sono in partenza, Ficinaller avrebbe già raggiunto l'accordo con il Ravenna, ma altri ancora hanno chiesto di andare via, chiaramente. I giocatori che erano in prestito tipo Zuppel e Canotè hanno di passare ad altre società. Abbozzare una probabile formazione, ripeto, non è facile, anche perché sembra che ancora i due centrocampisti che sono usciti fuori in occasione dell'ultima partita, mi riferisco alla gara di Latina, Di Noia e Palmieri, non sembra che abbiano recuperato del tutto. Dico non sembra perché è difficile in questo momento trovare conferme presso la società. Io ho anche telefonato al coordinatore della comunicazione, ho mandato un messaggio, non ho avuto risposta. Quindi andiamo alla probabile, andiamo a ipotizzarla. Abbiamo una probabilissima formazione, sempre con 4-3-2-1, con Galeotti tra i pali, poi Kirwan, Motok, Salines e Gironno, i 4 in difesa. A centrocampo Marcolini, Celeghin e Podrini, se Di Noia e Palmieri non dovessero recuperare, poi Ficinaller e Benedetti a ridosso di Stanciuk, visto che Grandolfo è andato via. Questa è una delle informazioni, ripeto, da prendere con il beneficio di inventario, perché di qua a domenica potrebbero esserci altre novità di giocatori in partenza. Grazie Franco, come sempre, queste le indicazioni in vista di Trapani-Sorrento di domenica 14 alle 14:30. Grazie Franco, buon pomeriggio di nuovo anche a te. Ritorno da Anna per altri messaggi da casa. Anna. Messaggio da Vincent. Buon pomeriggio. Quando la partita sembrava bloccata sullo 0-0, Bruzzaniti mette il suo. Potrebbe essere decisivo anche domenica insieme a Caturano? E ancora, felice per l'apertura delle trasferte ai tifosi del Catania, sperando che i criminali non abbiano comprato i biglietti. Forza Catania. La dirigenza sta lavorando bene e i tifosi hanno ricambiato con un record di abbonamenti, dimostrando grande fiducia nel progetto. Forza Catania. E ancora, bellissima l'esultanza di tutta la squadra al gol di Caturano e il forte abbraccio tra il mister e Sasà. Ma a proposito di forte, lo squallo dov'era? Non si vede nessuna foto postata dal Catania e in nessuna delle riprese che sono state pubblicate da ogni angolazione. Non l'avevo notata questa cosa. Attentissimo. Onestamente, attentissimo, devo essere sincero, non l'avevo notata questa cosa. Forte uscito, quello sì, questo lo sappiamo, alla fine del primo tempo per lasciare spazio a Rolfini. Magari non sarà rientrato in campo, sarà rimasto negli spogliatoi. Sono delle supposizioni che faccio. La certezza è che è uscito alla fine del primo tempo per non rientrare più in campo. Poi sui tifosi abbiamo detto tutto, insomma. Un tempo si diceva le famose 5 componenti, le diceva qualcuno che è comunque nella storia del Catania come Pietro Lo Monaco. È chiaro che quando anche il tifo ritorna protagonista si vedono i risultati, come quando la società lavora bene. Allora, io volevo ritornare da Ermanno prima di andare dal nostro Marco Petrolito, perché andiamo un'altra indicazione sul Monopoli. Abbiamo parlato prima della reazione sulla base dei cross della squadra in difesa, però certe volte abbiamo notato che quando la palla va dietro la linea si muove un pochettino male.
della Sì, difesa. diciamo che uno che potrebbe essere uno dei punti deboli, secondo me, che ho notato della squadra di Colombo è un'ottima ovviamente marcatura in aria, però quando invece del cross parte uno scarico dietro, quindi quel passaggio in diagonale basso, vedi qua c'è Piccinini, sempre lui marca molto bene l'aria, molto bene l'avversario, però su questa giocata alle volte ci sono delle uscite un pochettino avventate sul giocatore al limite, non c'è proprio la cosiddetta linea d'attesa e questo può creare un pochettino quelli che sono degli spazi alle spalle di chi esce, creando delle possibilità di filtrante. Qui ovviamente l'avevo ipotizzato un pochettino in maniera grossolana. In questa situazione invece si vede proprio il pericolo e si vede proprio il punto debole. Qui vediamo addirittura, se non sbaglio, è Angilerisi, che tra l'altro ha anche rinnovato da poco con la maglia biancoverde, che esce in maniera avventata, lascia completamente il suo uomo dentro area. Ecco che si crea lo spazio per il filtrante, quindi tra le maglie si crea questa possibilità di passaggio e c'è il gol poi del Potenza. Questo potrebbe essere una chiave interessante di lettura da parte di Toscano e dei uomini di Toscano, perché cercare l'ampiezza per riempire l'area, ma non solo, giocare anche dietro con la possibilità di Higuaín, di Tacchio, Corbari o una soluzione di imbucata o addirittura anche un tiro da fuori, potrebbe essere anche questa una soluzione che potrebbe in qualche modo impensierire la difesa dei pugliesi. Vado da Marco Petrolito, che vedo collegato, perché Marco dobbiamo parlare della partita con il Cerignola. Anche qui una situazione di mercato che ci illustrerai, con la partenza ad esempio di Molina e l'ultima più fresca verso la Salernitana, avversario fra parentesi del Catania. Poi ci dici tutto tu, Marco, della settimana vissuta in casa Siracusa. Buon pomeriggio a te. Sì, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. È una situazione in divenire anche qui a Siracusa, con gli addii di Baguadagni, Frosali, Alma e Cluster dei giorni scorsi, e quando hanno fatto seguito la cessione di Vittorio Parigini e l'ultima in ordine cronologico ieri sera la cessione di Molina, che era in prestito a Siracusa, è tornato alla Vispesa dove è stato girato a titolo definitivo alla Salernitana. Giocatori che hanno lasciato la squadra con pochi ricambi nell'attuale organico in vista della gara a cui accennavi tu di domenica pomeriggio con il Cerignola del De Simone. La squadra di Turati dovrà affrontarla con gli uomini praticamente contati in attesa di qualche innesto di mercato, anche se sul fronte delle entrate si registra una novità degli ultimissimi minuti, l'arrivo in prestito di un attaccante. Si tratta di Gabriel Arditi, classe 2006 in forza al Catanzaro, giocato nella primavera 2, ha realizzato 4 gol in 8 partite. L'accordo è stato appena ufficializzato dalla società Retusea, in modo da poter avere il giocatore a disposizione del tecnico già per domenica, magari partendo dalla panchina. I reparti meno forniti al momento del resto appaiono proprio quelli, il centrocampo e l'attacco, con il solo Contini davanti e senza prime né seconde punti di ruolo che possano essere utilizzati in caso di necessità e dare manforte agli azzurri. Situazione questa che, nonostante il protrarsi di Zanini per infortunio, non vive invece la difesa, che contrariamente a quanto è avvenuto inizio stagione appare molto meglio sortita, più equilibrata, grazie anche alle convincenti prove di Pacciardi, Bonacchi e Sciapola. Ed ecco allora che mister Turati per domenica dovrà appunto attingere alle risorse anche del settore giovanile, con almeno 3 o 4 giocatori che verranno prelevati appunto dalla primavera. Il primo di questi, con già 4 presenze in campionato, il centrocampista Mattia Monreale, un giovane interessantissimo che potrebbe essere gestato in mischia anche a gara in corso. Per il resto, se dici, posso darti anche la formazione che e la vediamo già, per cui puoi andare, Marco, tranquillamente. Sì, con il consueto 4-2-3-1 che vedrà appunto per quanto riguarda il ruolo di portiere naturalmente Farroni tra i pali, la linea 4 con Puzzone, Pacciardi, uno tra Bonacchio e Sciapola, oltre a Cancellieri che agirà sulla sinistra, centrocampo che invece vedrà la presenza di Candiano e Limonelli a supporto di Paolo e Gudelevicius, qualche piccola chance anche per Frisenna al suo posto, Valente sul settore di sinistra e infine Contini verrà schierato come unica punta. Grazie Marco, ci risentiamo alla prossima, grazie per tutte le indicazioni sul Siracusa. È proprio il caso di dirlo, Carlo, è un campionato che appunto l'anno scorso ne abbiamo parlato con realtà che non appartenevano alla nostra regione, adesso soprattutto il Trapani, ma anche chiaramente la situazione in casa di Siracusa, l'abbiamo visto perché le cessioni indicano chiaramente che è un po' più difficile mantenere il passo, si nota come sia comunque sempre complicato riuscire a far sì che ci sia un campionato che vada avanti secondo i crismi che hanno caratterizzato l'inizio dello stesso torneo. Ma Marco, sono 2 situazioni differenti, sì, sicuramente. Chiaro, ma nei professionisti, se non hai una struttura societaria forte da tutti i punti di vista, burocratici, commercialisti di un certo livello,
fai fatica perché ci sono delle adempienze da andare a rispettare e quindi se non le rispetti rischi quello che sta rischiando il Trapani, la penalità che sta rischiando il Siracusa, quindi poi le stagioni, ripeto, dall'altro lato mi sembra ancora più problematica la situazione, veramente tanto a rischio a Trapani. Siracusa avrà qualche penalizzazione sicuramente e magari togliendo qualche giocatore di valore anche contrattuale e andando a prendere dal settore giovanile, la situazione viene un attimino calmierata, però è chiaro che non è facile andare avanti. Sono delle società che fanno fatica a gestire un campionato di professionismo. Dunque si potrà dire, cioè, certe volte pensando a un campionato futuro in cui magari tutte le squadre riescono a partire dall'inizio del campionato a finire, si potrà dire in quel caso? Ma sai cosa? La parola che ti è tanto cara? Sai cosa? No, aspetta, perché finalmente. Bravo, perché? No, perché ti svelo, aspetta, Sì, no, perché io sì. ho fatto tutto questo giro perché siamo riusciti a ripescare ok, finalmente, così fantastico. almeno così. Fantastico. Non so se ti fa tanto piacere, non lo so, figurati. però lo sentiamo, guarda. Riesce a vedere il centro. Che gol di Caturano! Che gol di Caturano! Che rovesciata, ragazzi! So che le cerchi tu queste. È arrivato! So che le cerchi tu, Marco. Esatto. No, sono stato contagiato. Dai. No, vabbè, ma ci sta, vicino ad Angelo ci mi ha sta. contagiato. Vicino ad Angelo ci sta. Invece stavo dicendo... Ma sembra quasi un po' indispettire. Sì, oh, è arrivato il punto, ecco qui. Finalmente. Finalmente. Devo dirti che invece per il Siracusa Torniamo poi è bello che adesso ci sono tanti ragazzi, tra l'altro che abbiamo avuto noi rappresentativa, perché i Barcio, i Monreale sono stati l'anno scorso con l'Under 17 della rappresentativa regionale ed è un piacere che ora siano lì. E allora mi domando, perché non farlo all'inizio? Monreale c'è stato dall'inizio, ma anche Barcio, anche qualche altro ragazzo che all'interno della primavera c'hanno tanti ragazzi bravi che abbiamo avuto l'anno scorso. Pensare soprattutto perché da neopromossa, non metterli, bravo, una una neopromossa che deve salvarsi, perché non inserire questi giovani e puntare su di loro? Tra l'altro col minutaggio c'è la possibilità di realizzare delle plusvalenze e quindi una società come il Siracusa dovrebbe farlo già dall'inizio invece che magari andare a cercare i parigini o i Molina di turno. Per poi cederli al mercato. Ma io mi viene da pensare, mi stai detto questa cosa, mi viene da pensare al Picerno, no? Che da tanti anni che sta in Lega Pro, comunque il Picerno fa proprio quello, dice il mister, no? Prende ragazzi a parte dalla Serie D che hanno fatto bene l'anno prima, li prende e li mette in C, dandogli opportunità, e poi ha tanti ragazzi della primavera che prende dalla zona lucana in generale e li butta dentro. Bisogna avere anche quel coraggio lì. Hai una rosa corta di 20-21 giocatori, però hai quei 6-7 giocatori in pianta stabile in prima squadra e piano piano li fai girare. Secondo me per società che non hanno un budget così importante come potrebbe avere il Catania, deve essere anche stimolante quella cosa lì, no? La riforma Zola è stata fatta anche per questo, ma non è solo un discorso della Serie C girone C, perché anche nel girone A, nel girone B mi viene da pensare alla Triestina con meno 24 punti di penalizzazione, anche quello cioè non parliamo di campionati effettivamente un po' falsati, aveva un po' ragione forse Baldini. E quello di cui si parla da tempo è quello della riforma chiaramente del campionato di terza serie, è una discussione che va avanti ormai da anni. Noi invece ci fermiamo dopo questa lunga seconda parte di preview, torniamo fra pochissimo con la terza parte e poi ci avviciniamo alle probabili formazioni, finalmente, fra poco. Ritorniamo in studio, terza parte di preview che cominciamo con il sorriso di Anna, non il mio, il sorriso di Anna e i vostri messaggi da casa. Ciccio74 ci scrive: buonasera a tutti i figli del vulcano, domenica abbattiamo il Monopoli e confermiamo il primo posto. Invece Marcello ci scrive: buon pomeriggio, non sarà un gioco da tavolo ma con grinta e determinazione avremo la meglio, forza ragazzi. E poi ci scrivono: salve, posso sapere da Carlo Breve perché Toscano non vede bene Martic? Da Carmelo. Allora perché Toscano? Non so, tu puoi dire... telefonare a Toscano? No, vabbè, non lo sappiamo, non lo possiamo conoscere. Sappiamo. Magari ci sono delle situazioni in cui un calciatore per tanti motivi non esprime i
proprio valore, era stato preso per poter essere utile sia da centrale in sostituzione di Gennaro che in mezzo al campo, per vari motivi, soprattutto legati magari all'infortunio di Cosenza. Papanesi, da quello che sappiamo, dovrebbe essere ceduto comunque, indipendentemente dal discorso dell'infortunio di Gennaro o dell'arrivo di un altro difensore oltre a Miceli. Questo almeno, ovviamente il mercato lo sapete, stiamo parlando oggi, magari fra un'ora o fra 10 minuti è tutto completamente il contrario, però è quelle sicuramente, che dato di fatto che è uno dei giocatori meno utilizzati, ha fatto meno minuti rispetto a tutti gli altri. È disponibile però per la partita, così come Gherardi, chiaramente, e così come Lunetta, che oggi si è allenato tutto il tempo con il gruppo, chiaramente però è stato il primo allenamento in gruppo di Lunetta, ma ne parleremo fra pochissimo. Intanto parliamo di... poi no, sulle altre domande non ricordo, non ho... Solamente il gioco da tavolo. Il gioco da tavolo. Un bel gioco di parole in questo caso. Andiamo a vedere invece la grafica sul mister del Monopoli, che come dicevi tu, Carlo, è un allenatore che da tempo sta guidando i biancoverdi, perché aveva incominciato un po' nella stagione 2021-2022, poi è ritornato nella stagione scorsa con un ottimo campionato da parte del Monopoli. Ricordiamo dov'era il Monopoli nella partita con il Catania, quando le due squadre si sono affrontate a inizio febbraio del 2025. Queste sono le qualità certamente di questo allenatore, che sta facendo molto bene. L'eliminazione con la Gian Erminio negli spareggi, promozione, forse la parte peggiore della stagione del Monopoli, insieme a un finale un po' incalando della squadra di Colombo. Andiamo a vedere invece il giocatore che abbiamo segnato come più rappresentativo. Ne abbiamo parlato di due fondamentalmente, Fale e Tirelli. Abbiamo scelto Tirelli in questo caso, 3 anni di contratto per lui, ha indossato le maglie di Ascoli e Gian Erminio, 36 presenze, 9 gol e 2 assist. In passato ha giocato anche con la Feralpi Salò, con la Primavera della Fiorentina, e abbiamo detto appunto 5 gol in questo campionato. Tra l'altro, Marco, una piccola chicca su Tirelli, sì? Avete detto questa cosa del passaggio alla Feralpi Salò, ha esordito a 16 anni in Serie C con la Feralpi Salò, e l'allenatore, guarda caso, era Mimmo Toscano. È un giocatore che sicuramente conosce. Comunque conosciuto. Ma a proposito, questa ricerca del giocatore tra le linee coinvolge, abbiamo visto che Tirelli e Fall sono molto coinvolti quando il pallone viene lanciato alle retrovie e possono far valere la loro corsa. Anche in questo caso, spiegaci un po' come il Monopoli riesce appunto a trovare il giocatore fra le linee della squadra avversaria. L'abbiamo visto prima con Longo che si abbassava, ma anche Fall rispetto a Tirelli, il giocatore che si abbassa un pochettino di più, mentre Tirelli attacca molto la profondità. Qui invece lo trova questo spazio, questo intermezzo tra le due linee di pressione qua del Cosenza. Vedi, l'avevamo vista proprio nella partita col Cosenza, quindi è un Monopoli sempre molto camaleontico. Qui vediamo invece che è Greco, la mezzala a sinistra, che ricordiamo anche per un passato a Catania, che si smarca tra le linee. È ottima questo smarcamento, perché ti permette poi di trovare quello che la visione porta in maniera veloce, semplicemente col controllo, e poi è subito Tirelli bravissimo a attaccare lo spazio e a muoversi col difensore attaccato. Però questa è anche una delle caratteristiche che potrebbe sfruttare il Monopoli, anche se in realtà il Catania lavora sempre con delle linee di pressione molto strette, quindi solitamente è difficile trovare quegli spazi intermezzi, però chissà, è sicuramente nelle corde anche delle mezze ali o di una delle due punte in maglia bianco-verde, che potrebbe impensierire in qualche modo gli uomini toscani. Fra poco ritorno da te con un'altra analisi tattica legata invece questa volta al Catania e alle marcature dei rossazzurri, ma prima vi faccio vedere la grafica con le ultime della Cavese. Ho lievemente invertito per quanto riguarda la regia, una comunicazione che do ai colleghi in regia, sempre prontissimi. Monopoli Atalanta Under 23 1-1 e poi Foggia Monopoli 2-1, e le 3 vittorie consecutive del Monopoli, l'abbiamo detto: Monopoli Potenza 2-1, Cosenza Monopoli 0-2, fra parentesi partite, soprattutto quella di Cosenza, certamente non indifferenti per quanto riguarda il valore e il cabotaggio dell'avversaria, e poi il successo con il Siracusa con la punizione di Battocchio
vinto per l'1-0 decisivo, 9 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte e 33 punti in campionato per il Monopoli. Ritorno da Ermanno per le marcature in casa Catania. Che cosa ci fai vedere in questo senso? Ti faccio vedere semplicemente, secondo me, un qualcosa che avranno visto anche tanto in casa Catania come analisi video. Qua vediamo la marcatura che ormai conosciamo del Catania nelle piazzati sempre molto stretta a uomo. Poi vediamo qui Casasola che si fa anticipare, ma capita sui duelli aerei. Qui Donnarumma che per un attimo perde la marcatura e poi l'errore più grande è interporre l'avversario tra la palla e il difensore. In questo caso è quello che succede, però rivediamolo meglio. Vedi tutte le marcature strette, vedi qua la presenza dell'attaccante e tra il difensore in maglia rossa-azzurra e la porta. Questo è l'errore più grave, però è anche lì poi bravissimo Donnarumma e secondo me anche un pochettino di esperienza e fortunato nel ritrovare la palla e nel limitare quello che poteva essere un'azione pericolosa. Senti, marcatura man to man è no, si chiama così. Sì, è uomo su uomo, man to man. No, giusto, no, perché noi siamo anche internazionali, no? Diciamo, sì. Diciamo, mi piace questa tua mi piace mettere qualcosa questa tua vena internazionale, nel messicano, in questo caso, oddio, Messico e in questo caso Stati Uniti. Ora come ora, forse è meglio evitare. Ora come ora, anche Anna sorride alle nostre battute. A proposito, io vado da Anna perché vi faccio vedere tramite Anna quelli che sono i precedenti. Parlavamo dell'ultimo in casa del Monopoli, molto importante con la vittoria dei rossazzurri l'anno scorso, ma ce ne sono altri. Anna, a te. I risultati precedenti sono appunto nel 2025 1-2, nel 2023 0-0, nel 2021 3-0 e nel 2020 0-1. Quindi il Catania ha disputato 14 partite a Monopoli collezionando 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Il pronostico dell'intelligenza artificiale è 1-2 con gol di Caturano, Tirelli e Donnarumma. E questo, noi ce lo segniamo sempre il risultato dell'intelligenza artificiale. Io però me li segno ma poi me li dimentico perché nell'ultimo... L'ultimo aveva segnalato un 2-1 per il Catania e poi è finito 2-0. Sì. Vabbè, meglio così, importante che prenda il risultato finale. Ancora da te Ermanno con il Monopoli invece per chiudere con il Catania invece sulle punizioni laterali. Ripartendo sull'internazionalità, lo schema che vedremo all'inizio nel primo tempo è proprio qualcosa ripresa da una giocata di Arteta con l'Arsenal. Vediamo 3 giocatori che partono in posizione di offside, che poi rientrano nella linea e creano un blocco oppure un attacco della seconda palla. Qui vediamo poi 2 giocatori che sono di Tacco e Quaini che fanno questa mezzaluna e 2 giocatori di Gennaro e Pieraccini che attaccano da fuori verso dentro l'area. Jimenez è molto bravo a mettere questo pallone, tra l'altro non era fuori gioco perché riescono a creare un blocco e qui si era creata un'altra opportunità. Qui invece uno schema invece molto più semplice, che in realtà poi è quello che ha portato al gol, ovvero questo movimento dei 6 giocatori da fuori a dentro con una corsa in diagonale verso la porta e poi è bravissimo Di Gennaro con un ginocchio ormai in mezzo servizio a trovare la rete. Piazzati come sempre, noi li facciamo vedere sempre, ma anche perché, Carlo, lo diciamo tutte le volte, sono diventati ormai un fattore decisivo nel calcio. Quando li calci bene hai calciatori che calciano bene, in questo caso Bruzzaniti che ha un calcio secco, veramente quel calcio di punizione calciato a giro, forte e teso, andarlo a impattare è sicuramente più facile. Ci fermiamo, abbiamo l'ultima pausa e poi fra poco le probabili formazioni del Veneziani. A fra poco. Eccoci qui, ultimi minuti della nostra preview. Andiamo a dare subito uno sguardo alle probabili formazioni della partita di domenica alle 20:30 a Monopoli, partendo dalla squadra di casa, dunque dalla squadra di Colombo. Abbiamo sentito anche durante la nostra trasmissione con il nuovo acquisto Manzi, che dovrebbe giocare da braccetto a destra, poi Piccinini in mezzo e Ronco a sinistra. I 2 esterni saranno sicuramente Valenti e Imputato, ricordiamo mancano 2 giorni e mezzo praticamente alla partita, Calcagni, Battocchio e Greco a comporre la linea di centrocampo con Fallettirelli
lì davanti è il 3-5-2 di Colombo, Carlo. Che sì, è un giocatore da tenere d'occhio, che sta fuori è Scipioni, perché è un giocatore di qualità e a loro è mancato tanto. Ha avuto dei problemi muscolari, quindi è stato fuori parecchio tempo, ma so che è in grande considerazione dello staff tecnico, è un giocatore che è mancato per fargli fare il salto di qualità. Calcagna è un giovane che sì, sta dando adesso il suo apporto perché ha giocato con più continuità, ma non ha la qualità di Scipioni. Andiamo a vedere invece la probabile del Catania con due ballottaggi che vi dico, perché questa è chiaramente l'ipotesi della difesa, è quella lì, Pieraccini con Allegretto Celli, guardate lì con i giochi psichedelici della nostra regia, Lunetta con Bruzzaniti e Forte con Caturano. Lunetta soprattutto per le condizioni, chiaramente vi ho detto si è allenato oggi tutto il giorno, però l'ha detto anche Toscano, dobbiamo verificare, però oggi Lunetta secondo me ha il 51 rispetto a Bruzzaniti 49, ma chiaramente va verificato. Stesso discorso farei con Caturano Forte, ma siamo proprio veramente al ballottaggio. Anche in questo caso vi diciamo, chiaramente 2 giorni e mezzo alla partita, c'è la rifinitura che sarà fatta in Puglia. Carlo. Sì, sicuramente sono dei ballottaggi che ci stanno tutti, si potrebbe sfruttare il momento di grazia, soprattutto psicologica di Caturano, che è andato in gol, finalmente si è sbloccato, potrebbe arrivare il suo momento, così come favorire l'inserimento dall'inizio di Bruzzaniti per dare una giornata di riposo a Lunetta, che non sarà al meglio della condizione visto che si è allenato da poco. Volevo ritornare su Calcagni, che è un 94, sì. non è un giovanissimo, però dal punto di vista della dinamicità Scipioni sicuramente si fa preferire, e quindi piccola correzione. Piccola correzione che ci sta. Andiamo a vedere invece gli arbitri in campo. Il primo arbitro, il direttore di gara sarà Vingo di Pisa, poi ci sono gli assistenti Mambelli e Merciari di Cesena e di Rimini, il quarto ufficiale Spina di Barletta e l'operatore FVS, che è sempre molto vicino ovviamente geograficamente alla zona della partita, che è di Molfetta. Caro Carlo, grazie, finalmente grazie siamo arrivati alla fine. Grazie a te, no, finalmente no, alla fine, perché è un peccato lasciarci. Alla fine della partita, alla fine grazie e buon pomeriggio a tutti. E noi ci rivediamo alla prossima, ovviamente, in tutti gli appuntamenti con Telecolor. Ci rivediamo venerdì con il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco. Oggi sbaglio i nomi, ormai. Infatti. È così, Anna non me lo perdonerà mai, la mia compagna di cravatta di oggi. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie a te e grazie a voi per averci seguito. Io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. Grazie a te Anna per il tuo sorriso e la tua spontaneità. Noi ci fermiamo, vi ricordo solo che domenica i collegamenti partiranno dalle ore 20 dallo stadio di Monopoli, con poi i commenti dallo stadio di Angelo Patanè, le vostre indicazioni anche in studio con Alberto Cigalini e con Angelo Gagliano, e poi chiaramente le interviste ai protagonisti. Noi, come detto, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio di nuovo.